in un paese della Sicilia, senza dire qual è o paese, c'erano le signore, i femmine, si sente? Sì. Che si amano a confessare no parrino. Ora in Sicilia molte donne hanno delle parole convenzionali che lo capisce solo parrino, no? Allora, quando la signora ci faceva i conno marito, non è che ci poteva dire padre, ci dice con mio marito, non ci poteva dire. Ci diceva padre, scende capo. E lo parrino lo capeva, no? Poi entrava questa al confessionale e dice padre, scende capo. Sorella, vabbè, fate 4 Ave Marie, 4 Padre Nostro, mi raccomando. Ne entrava un altro, padre, scende capo. Usaccio, per ora i tempi sono cambiati. Insomma, giusto, sto parrino va in ferie e viene sostituito 15 giorni da un parrino nuovo. Con sapere questa discussione. Chi da già in confessionale dice padre, scende capo. Quindi stare attenta, sorella, che sta attenta, non ne metti i piedi, scende, che io che sa giocare. E chi dice no, padre, vedete che scende capo. Io capivo che scende capo, sorella, ma metti i piedi più avanti quando cammina, metti le scarpe di ma non lo so. Entra un'altra, dice padre, scende capo, pure tu. Dice, ma in questo paese che succede? Mi ne chiede a parlare con il sindaco. E se ne vanno al sindaco. E c'è un parrino dice, signor sindaco, dice, guarda che abbiamo un problema grave, che hanno paese. Dice, ma che succede? Che arrivano i film e mi dicono, padre, scende capo, padre, scende capo. E o sindaco che resate. O parrino ci dice, signor sindaco, non te le galerire, perché qua qualcuno qualche giorno si rompe una mamma, con questo scindicare, lei va a mettere una cosa sulle strade, e o sindaco che risate, a un certo punto il parrino si cuoce. Ci fa, senta, signor sindaco, è inutile galerire, che avreste che solo sua moglie che questa settimana ha scindicato 3 volte.